in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali al consueto appuntamento con lo Sportello Pensionati. Vediamo subito i nostri ospiti con noi in studio. Oggi Silvano Dentesano, FNP CISL Udine, Fabrizio Bernardis, FNP CISL, sempre Udine. Buon pomeriggio, come state? Buonasera. Da tanto Tutto che bene. non ci vediamo Sì, noi, sì. no? Direi di sì. Perché, Però è sempre un piacere. certo, è anche un piacere per i nostri telespettatori, ma Certamente. è un piacere per i nostri telespettatori vedere tutti quanti voi. Infatti riceviamo sempre telefonate, messaggi, richieste di aiuto, chiarimenti, perché siete tutti preparati, cercate di tenervi aggiornati e siete sempre a disposizione. Ricordiamo che all'FNP lavorano tanti volontari, è tutto volontariato il loro, quindi un grande attaccamento appunto Certo. alle cose sociali, al fatto di essere vicini alle persone che hanno necessità appunto di un aiuto. Sì, assolutamente, anche perché di questi tempi siamo un pochino, presi un pochino tutti quanti da questa serie di provvedimenti, vuoi a livello di beneficio, vuoi a livello economico, vuoi la situazione socio-economica mondiale, vuoi la situazione socio-economica nostra, vuoi quelle che sono le aspettative anche dei lavoratori rispetto all'obiettivo pensione, per esempio, no? Noi abbiamo avuto un recente congresso a Roma, nazionale, e in quel contesto sono stati messi a fuoco quelli che sono i nostri obiettivi di rivendicazione e anche di sollecitazione rispetto a quella che è la disciplina previdenziale attuale, nel senso che si parla, come sempre, del superamento della legge Fornero, che insomma è stata adottata nel 2011, per cui necessita, come dire, di un attimino di aggiornamento rispetto a quelle che sono le mutate situazioni socio-economiche. Vero che non è, almeno l'orizzonte di breve periodo, non è assolutamente favorevole. Tuttavia, i nostri, sono obiettivi che non possono essere, voglio dire, modificati al momento, no? Noi dobbiamo avere degli obiettivi di lungo periodo. Qual è l'obiettivo di medio-lungo periodo? Poter uscire dal lavoro e quindi andare in pensione a 62 anni di età, quindi abbassare il requisito anagrafico, che attualmente sappiamo è di 67, e abbassare anche il requisito contributivo a 41 anni. Io mi ricordo da giovane che chi diceva ma io ho 40 anni di lavoro, sono cavaliere, era una cosa del tutto eccezionale, ma io sono andato via con più di 40, sì, voglio dire, certo. No? E non era per niente, e non è per niente eccezionale, adesso tant'è che insomma le misure sono quelle che sono. Quindi uno di quegli obiettivi che abbiamo è proprio questo, anche perché il lavoro, cioè la pensione non deve essere considerata un onere a carico dello Stato, cioè non è che siamo degli assistiti, voglio dire, nel senso che uno che ha lavorato una vita, ha maturato, ha versato dei contributi, ha maturato anche dei diritti ed è anche giusto che insomma riesca a godere un attimo di serenità e di pace, voglio dire, no? Certo, dopo una vita, perché dopo i 41 contributi anni di lavoro. I contributi sono stati versati, quindi Esattamente. è inutile, Questo inutile quindi, trovare, diciamo, l'aspetto no, altre di medio-lungo giustificazioni. periodo, questo è il primo degli obiettivi, ma ve ne sono altri. Una grossissima preoccupazione per i giovani, francamente, no? Perché purtroppo con una situazione di lavoro spesso e volentieri intermittente, con periodi di disoccupazione, di stage, eccetera, eccetera, per cui bisogna che si intervenga in qualche modo per coprire con dei contributi figurativi, così come si fa per altre fattispecie, di modo che questi ragazzi non finiscano a 70 anni con l'assegno sociale. Questa è una grandissima preoccupazione.
si può intervenire anche con delle pensioni di garanzia, con delle situazioni di garanzia a sostegno di eventuali, voglio dire, pensioni integrative. Poi, per esempio, un altro obiettivo, sono tutti obiettivi che vanno nel breve periodo ad aumentare quella che è la flessibilità in uscita. Quindi, per esempio, riconoscere il lavoro delle donne, riconoscere e quindi il lavoro delle donne in funzione dei figli avuti, cioè il figlio, voglio dire, è avere avuto cura di un figlio in questa nostra società, col calo demografico, eccetera, eccetera, del quale continuiamo a... Ecco, cioè è un lavoro che va assolutamente, che è meritevole di cura, di tutela. Quindi anche rispetto alla possibilità di uscita dalla pensione, questo deve essere un bonus. Perché adesso come viene riconosciuta la maternità? Ma allora, purtroppo lo ricordiamo, la maternità, a parte i contributi che vengono concessi durante, abbiamo soltanto nel contesto della PE Social che gli viene ridotto un anno di contributo in presenza di un figlio. Ma per il resto, voglio dire, la donna, a parte le opzioni che ha, tipo quota 100, opzione donna, eccetera, eccetera, non ha un trattamento diverso, a meno che non sia invalida all'80%, che se ne va a 56 anni. Sì, che abbia fatto un figlio, che ne abbia fatti 10, praticamente non le sposta nulla. No? Una politica di genere a livello previdenziale, no? Di genere, quindi ecco, che vada un po' a beneficio così della condizione femminile, potrebbe essere. Era anche questa una delle battaglie, no? del sindacato, proprio di riconoscere le maternità anche. Assolutamente sì. Cosa alla quale non siete ancora arrivati. Non ancora, diciamo che non siamo ancora arrivati a piedi, diciamo che c'è un ampio margine di miglioramento, ecco, mettiamola in questo modo. C'è un ampio margine di miglioramento perché ci sono degli spiragli o c'è un ampio margine di miglioramento perché è un augurio che uno si fa? Nel senso che voglio dire che sarebbe doveroso riconoscere queste cose. È chiaro che tutto questo deve essere compatibile con il sistema. Allora, noi non è che facciamo delle rivendicazioni che sono insostenibili, andiamo a vedere se c'è una sostenibilità. Ci sono degli studi che dicono che la sostenibilità c'è, nel senso che con la Fornero abbiamo risparmiato 80 miliardi, eccetera, ci sono altre risorse. Bisogna vedere come gestirle queste risorse che sono state ottenute con dei risparmi attraverso questa legge. E poi altre misure. Tra l'altro anche nel PNRR si sottolinea il problema della condizione femminile, dell'occupazione femminile, della parità di genere, insomma, per cui un altro aspetto interessante è quello relativo a, diciamo così, a quei contratti che sono una specie di isopensione, che potrebbe essere, che è uno strumento che va incontro alle situazioni industriali che hanno problemi di cassa integrazione. Allora, in questo caso, i lavoratori che hanno, diciamo così, maturato un periodo tale di contribuzione oppure di età, tale che gli mancano soltanto 5 anni per uscire, vuoi per compensazione anticipata che per vecchiaia, possono o godere di una pensione anticipata oppure addirittura di un trattamento, di una specie di indennità salariale che gli consente di lasciare il lavoro, ecco, di continuare a vivere, e così l'impresa può attuare dei programmi di reindustrializzazione con una situazione molto, voglio dire, molto soggetta a chiusure, cioè, tutte queste cose qua, no? E anche a mutazioni societarie, di capitale, eccetera. Per adesso questo tipo di contratto è riservato solamente ad aziende che hanno 50 dipendenti. Ecco. Per cui, visto, cioè visto quello che succede, visto che diverse aziende sono in CIGS, eccetera, eccetera, se noi abbassiamo questo livello di 50 e quindi ampliamo, no, si chiamano contratti di espansione, che sono cugini dell'isopensione, della quale il collega Silvano aveva parlato benissimo Silvano qualche intervento fa, insomma, tutte queste cose. Io parlerei un momento anche con Silvano. Io penso che la questione delle pensioni deve essere riportata, deve essere pensata come un fattore di sostenibilità sociale, sempre di più, e non come un costo. Mentre molte volte invece tutto viene come un costo, ma le pensioni costano e via avanti. Mentre oggi, come oggi, è sempre di più sarà un fattore di sostenibilità sociale. Teniamo presente anche una grossa battaglia che poi è uscita anche dalle rivendicazioni sindacali del nostro congresso, è questa famosa, diciamo, separazione, no, tra la spesa previdenziale e la spesa assistenziale. Perché sappiamo oggi quanto incide la spesa assistenziale su una popolazione che sta invecchiando sempre di più, a fronte di occupati sempre di meno,
a fronte di diversamenti contributivi sempre di meno, per cui questa separazione sarebbe indispensabile anche per mantenere la sostenibilità della spesa negli anni. Poi c'è da dire un'altra cosa, bisogna invogliare i giovani a costruirsi un percorso previdenziale separato, perché però se non hanno fondi a sufficienza, come fanno? Come questo. Qui ci deve essere un'integrazione. Se non hanno la possibilità economica, non lo possono ci deve fare. essere un'integrazione dello Stato in modo da invogliare proprio a fare questa separazione, no? In modo che, perché? Perché, tra parentesi, sparisse il retributivo. Per cui quando poi parliamo di contributivo abbiamo una perdita media del 30% sull'importo della pensione. Perché chi andrà in pensione dopo il 2025, e siamo già quasi alla fine del retributivo, ma chi andrà in pensione dopo il 2025 si ritroverà con un contributivo, sapendo benissimo, tra parentesi, sapendo benissimo che le nostre buste paga sono tra le più basse d'Europa. Quindi se facciamo tutti i calcoli, io potrei anche, ho le tabelline, potrei dirvi anche i calcoli, quando uno andrebbe a prendere, veramente stiamo parlando di miseria, di miseria, e che quindi diciamo bisogna trovare il sistema, la forma, anche per invogliare questi giovani a farsi una pensione integrativa, perché tutto rientra in questo famoso, diciamo, stato dei bonus, no? Perché abbiamo la tendenza, 5 anni da questa parte, ha cominciato Renzi con i bonus 80 euro, proprio a elargire dei bonus che sono a termine fisso, non è un pensiero a medio termine o a lungo termine. Danno i 200 euro dicono che servono per pagare la bolletta energetica. Beh, se andiamo a vedere certe bollette energetiche che sono arrivate al mese di febbraio, non so con i 200 euro cosa riescono a fare. Tra parentesi, 200 euro anche, c'è da tenere presente che ne prende uno per nucleo familiare. Cioè se una famiglia ha un reddito di cittadinanza e uno che lavora, lo prende solo chi lavora, non lo prende chi ha il reddito di cittadinanza, un nucleo familiare. Quindi voglio dire, una famiglia con con genitori e 2 figli percepiranno 200 euro, non 400. Ma fino alla scorsa settimana abbiamo detto che il bonus 200 è, cioè se in famiglia ci sono 2 persone che lavorano e che hanno entrambe un reddito inferiore a 35.000 euro, sì. Io ho parlato di reddito di cittadinanza. Lo percepiscono entrambe, esatto, no? Esatto, lo percepiscono entrambi. Perché è ad personam. Però ci sono anche famiglie che hanno un lavoratore e uno che percepisce il reddito di cittadinanza. Per cui in quel caso lì il bonus viene elargito a una persona sola, a un componente del nucleo familiare. Ecco, quindi bisognerebbe... Sì, quindi ci sono delle eccezioni. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante e tra l'altro mi pare proprio Silvano ha già introdotto un argomento molto importante. Ne abbiamo parlato, è da più di un mese che stiamo parlando di questo bonus 200 per il mese di luglio. Esatto. Ma adesso ci sono le idee chiare, mancano ancora degli aspetti, dei dettagli, però almeno adesso si possono dare delle certezze effettive. Esatto. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, qui mi stava mostrando appunto Silvano che addirittura è arrivato, ecco, ha fatto tutto, le pensioni, gli importi, ma ne parliamo dopo perché dobbiamo dare intanto là alle telefonate 0432 57 3517 e ai messaggi, sì ti lascio tutto che così devi avere il breviario sotto mano per consultarlo alla bisogna. E poi ci sono i messaggi, oggi continuano, sono particolarmente numerosi. E i messaggi, vedete il numero, è praticamente 351 570 5687. Non ho neanche finito di parlare, già una telefonata. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Michele da Codroico. Buonasera signor Michele. Ascolti che volevo chiederle un'informazione, non è per me, è per un mio amico che è straniero, sì. No?
Niente, lui adesso deve rinnovare il permesso di soggiorno, no? Però dove su a Gorizia gli chiedono che deve presentare il contratto di lavoro, Sì. no? Certo. Però il titolare il contratto non gliel'ha fatto firmare, ma gli ha detto che in automatico lo firmavano loro. E sulla busta paga che ha ricevuto gliel'ha rinnovato fino il 30 di settembre. E se il titolare non gli dà il permesso, cioè non gli dà il contratto di lavoro, si può recuperare in un'altra maniera il contratto o solo tramite titolare? Diana. Contratto di lavoro. No, sì, è un problema di ANULF questo qua, no? Cioè, chiedo scusa, è un problema che noi trattiamo a livello di sportello per gli extracomunitari. Ma non ho capito bene, cioè se lui ha una busta paga deve avere anche un contratto, non può... Sì, però siccome adesso fanno tutto quanto online e anche le buste paga gliele mandano online, no? Lui adesso, in poche parole, è in malattia, che stava male, no? Sì. E gli hanno detto licenziati, no? E lui gli ha detto no, non mi licenzio, io sto male. E allora una persona che conosco gli ha detto no, guarda, a te scade il contratto a settembre, Sì. però come si dice, lui adesso deve rinnovare il contratto il permesso di soggiorno Sì. e in questura a Gorizia gli chiedono Quello è il problema, no? il contratto di lavoro e stamattina siamo andati su a Gorizia e gli ha fatto vedere la busta paga dove c'è scritto che lui è assunto fino al 30 di Bisognerebbe che si settembre. rivolgesse a un collega di... Sì, posso dirle, bisognerebbe che si rivolgesse a un collega che segue la categoria di lavoro. Cioè, Proprio in maniera se è specifica. metalmeccanico È piuttosto che... dedicato. Ecco, quelli sicuramente rispetto a quello che si può ottenere per il contratto possono dargli una mano. Quindi, Sì, ma se lei è metalmecanico, se lei è VD, no? Oppure se lavora nel Bisogna che settore lei legno, lì un sindacato, se è nel insomma, settore... È un no? patronato. Sì, O esatto. un patronato. Allora, può chiamare se vuole, chiami pure noi a Udine al 043, ma anche a Codroipo. Se lei è di Codroipo, va alla CISL a Codroipoli, no? Sì. Che siamo presenti ogni giorno, i colleghi c'è lo sportello. E Aspetti, ma il mio amico è di Cotroipo, però io sono a Monfalcone. Ho capito, Siccome va lui bene. capisce bene l'italiano, Sì, ma non posso c'è informarmi anche qui a ok. Sì, Monfalcone? ma non credo che Può vada. andare, no, ma può andare Qualsiasi, benissimo no? il suo amico a Codroipo, non è che è aperto solo agli Sì. italiani. Ho capito. Anzi, si è accoglienti rispetto a questo tipo di Sì, problemi. ma se E il vedrà che titolare una strada si trova... Sì, se il chi titolare ha- non gli dà il contratto, no? Si riesce a recuperare anche tramite voi? Tramite il No, sindacato. tramite il sindacato sicuramente. Tramite il sindacato Cioè, sicuramente. attenzione, che è un diritto, uno non è che non può avere, è impossibile. Tramite Insomma. il Sì, però sindacato adesso, di in poche categoria, parole, no? adesso Per quello- loro ce l'hanno con lui. Esatto. Per Loro ce quello, l'hanno con lui e ovviamente sanno che gli serve il contratto per il permesso di soggiorno Esatto. e loro vogliono che lui si sì, licenzi. è che in questura è tassativo, no? Cioè, Loro vogliono che lui si licenzi e ovviamente non gli conviene licenziarsi perché sennò non no. può neanche rimanere qua. No, Capito? Allora, mi pare anche un po' complicata la questione, quindi suggerisco proprio che si rivolga a uno dei colleghi degli attivi che seguono la categoria. Esatto. Al VA comunque cosa deve fare? Va allo sportello di Codroipo, noi abbiamo aperto ogni mattina, spiega qual è il problema, Sì. dice a quale categoria di lavoro appartiene, Sì. ecco, e chiede un appuntamento con il collega del sindacato, della CISL, che segue quella categoria lì. Quello, secondo me, è l'unico che può dargli una mano sicura. E loro riescono a recuperare questo Io contratto? mi viene da dire di sì, è impossibile che uno non abbia una copia del suo contratto, non è No, possibile. perché E comunque, insomma, provare. Ecco. Va bene, Le conviene vedrà proprio che combina, rivolgersi. dai. Va bene? E dopo volevo chiedergli un'altra Sì. cosa, sempre riguardo sempre a questa persona qua. Sì. Volevo chiedergli, la malattia è coperta a stipendio pieno per quanto tempo?
E bisogna vedere, bisogna vedere il contratto di lavoro. Esatto. Per cui in base al contratto di lavoro si vede quanto tempo, ma di norma è 6 mesi. 6 mesi. Ah. Di esatto. norma. Sì, sì. A stipendio pieno. A stipendio pieno, sì. Con contributi naturalmente, no? Poi bisogna vedere, anche lì, bisogna vedere il tipo di contratto, insomma un attimino. Ma torno a dire, se questa persona ha tutti questi problemi, deve per forza, perché noi siamo pensionati, no? Quindi abbiamo già passato il guado, ma lui bisogna che si rivolga assolutamente a un collega degli attivi, insomma, ecco. Va Sono bene. bravi, Allora deve andare a un patronato. Sì. Esattamente, lo mandi a Codroipo. Va bene. Va bene, la ringrazio. Grazie, grazie a lei per Salute, aver buonasera. chiamato. Buonasera, buonasera. Che qui intanto arrivano messaggi. Vorrei anche leggervi questo perché è simpatico. Sì, vabbè che vengano un po' tutti in trasmissione, però da Gemona mai nessuno. O si invita tutti o niente trasmissione. Quindi, Direi che sì che... o si invita tutti o niente trasmissione. Sì, Bisogna che è vengano anche da Gemona. Intanto ringrazio per la sollecitazione, perché voglio dire, anche cambiare, no, le persone, quindi le figure, no? La smuse, scavedere sogni arcus, è sicuramente positivo. Poi sicuramente, siccome siamo in ottimi rapporti con i colleghi qua dell'Alto cambiano i Friuli, volti ogni settimana. con Antonino Nosimbenni, no? Insomma, anche con Maurilio, per cui, anzi, vedrà che le esaudiremo il suo desiderio. Ecco. Nel più breve dipenderà solo da loro. Le posso Perché dire poi questo. la CISL è una. Ecco, La CISL è una. Ci sono diversi territori, sì. ci sono diverse RLS, diverse aree, però comunque la CISL è una, quindi non penso che ci siano problemi, anzi si auspica una maggiore partecipazione, perché abbiamo anche, per esempio, potrei accennare a San Giorgio, sì. no? Quindi l'area di San Giorgio, la Bassa Friulana, l'RLS, San Giorgio Palmanova, c'è già che c'è la signora Anna Certo. Pignatta, no? Codroipo è anche coperto, quindi non vedo problemi. Pian pianino insomma, anche perché... arriverà qualcuno anche da Gemona. Senz'altro. Anche di Glemone. Senz'altro. Vorrei chiedere del bonus di 200 euro che il governo, ecco che avevamo prima, no? Cominciato a parlarne, che il governo ha deciso di erogare nel mese di luglio. Questo bonus è automatico oppure si deve fare una domanda? Dipende. Io sono un pensionato ex lavoratore autonomo, grazie Luciano. Bene. E qui spieghiamo bene perché le cose sono cambiate. In un primo tempo sembrava che fosse automatico. Allora, E invece adesso... esatto, per Aspetta. quanto riguarda... Aspetta, abbiamo anche una telefonata. Ah, prego, Facciamo prego, per non far attendere le persone. No, certo. Sentiamo chi c'è in linea perché poi parleremo del bonus 200. Prego, buonasera. Pronto signora, bella signora. Buonasera. Si Buonasera. ricorda di me 3-4 volte, Giovanni di Pordenone. Giovanni di Pordenone. Non si ricordano altre due belle signore lì. Vado piano. Grazie. Avete aiutato volentieri. Adesso Sì. vado piano. Dovete fare un miracolo. Ecco, Loro sono due devono fare bravi il miracolo. signori, Beh. complimenti. Però non vogliamo essere crocifissi, eh? Se facciamo i miracoli. Il paradiso. Il paradiso. Ecco, di che cosa ha bisogno? Di che cosa ha bisogno? Ho bisogno perché è una signora che mi ha fatto del bene a me, è straniera. Fino all'anno scorso lei ha fatto la badante, si è rotta il braccio e sta facendo terapie tutto a sue spese. Prende il mini Aspi, che mi sembra che è 4,30, non so quant'è, che è, gli scade a ottobre. Lei è del 1968. Che domanda può fare? Perché dopo ottobre cosa deve fare? Va sulla strada, non ha niente. Secondo voi? Quanti anni ha? Mi scusi, quanti anni ha la signora? Del È del 1962. 62? Giovane. No, 58 mi pare. 50, Sì. beh sì, se è del 62. Quanti versamenti ha fatto? Ah, 60 Questo anni. non lo so per i Ecco, versamenti. questo è il problema. Giovane, no? Cioè deve partire sicuramente dalla situazione di lavoro. Quindi Sì, bisogna verificare. Allora, 58 anni potrebbe, Ne ha potrebbe, 60.
60, sì. Potrebbe accedere anche a un'opzione donna, diciamo. Però il problema è il problema contributivo. Cioè bisogna capire quanti versamenti la signora ha fatto, quanti contributi ha fatto. Questo lei ha ragione. Ma è straniera, no? Questa qua. Sì, è straniera, non sa. Perché, allora, se non ha, anche, diciamo che anche le badanti possono versare i contributi, hanno un contratto di lavoro, quindi questi contributi vengono conteggiati, basta accedere al sito dell'INPS, con lo SPID si riesce a capire quanti contributi la signora ha versato. In base a quei contributi lì poi si può vedere. Comunque, non dovessero bastare i contributi, la signora naturalmente deve raggiungere un'età minimo di 67 anni. Non ci sono altre opzioni per quanto riguarda l'assegno di pensione. Poi per quanto riguarda invece altri bonus, altri sostegni, ci sono i sostegni redditi di cittadinanza, ci sono ecco, diciamo quei sostegni che adesso insomma sono abbastanza chiari un po' a tutti. Altre cose di sostegno non ci sono. Ecco, le dico anche, dato che lei è bravissimo, le dico un'altra cosa, perché lei il 20 luglio c'ha la denuncia dei redditi, appuntamento a Pordenone con la CGIL e sta aspettando del patronato l'appuntamento. Lei avrebbe piacere sapere cosa deve fare, come deve fare. Voi siete bravissimi, potete... Sì. No, allora, noi cioè, qui in questa trasmissione sono presenti dell'FNP CISL di Udine. E quindi non lo so, lì è il patronato, quindi è CGIL, sì, quindi però è un altro sindacato. Lì bisogna che si rivolga al patronato del sindacato che ha scelto la signora e che si faccia risolvere la questione solo in questo modo. Non ci sono altre possibilità. Va bene? Sì, ma eventualmente lei che va a vedere dei versamenti, contributi e tutto, come ha detto il bravo signore, può, se non li ha tutti, avere un reddito di cittadinanza o qualcosa? Sì, allora... però deve sempre fare la richiesta, quindi deve sempre passare attraverso... Ma deve andare sempre al patronato, per tutti, il bonus. Allora. Lei deve rivolgersi al suo patronato che sa, chiedere un appuntamento e lì sicuramente le danno tutte le informazioni. Sicuramente come noi, bisogna essere onesti, anche saranno tempi un po', perché adesso siamo subissati di richieste naturalmente, tra i bonus, tra l'ISEE, tra le dichiarazioni dei redditi, bisognerà forse avere anche un momentino di pazienza, no? Però questa è l'unica strada da percorrere. Va bene? Va bene, siete stupendi. Bene, grazie, e continui a seguirci, mi raccomando. Arrivederci, arrivederci. E ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità. Qui vediamo poi se riusciamo a smaltire, perché ci sono tanti quesiti che riguardano soprattutto bonus vedi 200. situazioni sì, ci sono delle situazioni... Ci facciamo la pausa, ne parliamo magari durante l'intervallo qui in studio. A fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, sentiamo velocissimi questa telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Franco da Palmanova, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Buonasera. Ecco, volevo, se possibile, un chiarimento a proposito del reddito di cittadinanza. Sì. Ecco, io sono pensionato, la casa dove vivo è a nome di mia moglie, ho una figlia di 22 anni che però non lavora. No, oltre al reddito da pensione ho ereditato alla morte dei miei genitori metà abitazione, dove abitavano appunto i miei genitori, e 2 terreni. Volevo sapere se la figlia avrebbe diritto al reddito di cittadinanza o se pure il reddito della pensione più il reddito dei 2 terreni di metà casa influiscono sulla concessione del reddito di cittadinanza. Bene, allora per avere il reddito di cittadinanza, poter accedere al reddito di cittadinanza, naturalmente bisogna fare l'ISEE.
Se la sua figlia fa parte del suo stato di famiglia, faranno l'ISEE sullo stato di famiglia e quell'indicatore lì poi le darà diritto o non diritto al reddito di cittadinanza. Ecco, questo è, quindi bisogna andare in un CAF, farsi fare l'ISEE e in base all'ISEE poi viene identificato se ha bisogno, e anche l'importo del reddito di cittadinanza viene determinato in base all'ISEE. Ho capito. E naturalmente se la figlia fa parte dello stato di famiglia, naturalmente deve fare l'ISEE, esatto, deve fare l'ISEE del nucleo familiare, in quel caso lì poi vedono, diciamo, se ha diritto e se ha diritto a quanto, ecco, all'imposto. Va bene. Bene, tante grazie. Grazie a lei per aver chiamato, buonasera. Ci sono diverse richieste per quanto riguarda il bonus di 200 euro. Ad esempio, in questo caso faccio la colf, come devo fare? Domanda per averlo. Perfetto. Allora, l'occasione, perché fra 3 minuti dobbiamo chiudere, per spiegare effettivamente che cosa si deve fare. Ci sono altri messaggi ai quali daremo risposta la prossima settimana. Sì, allora, diciamo che il bonus 200 si divide in 3 categorie, molto velocemente. Allora, ci sono i lavoratori dipendenti, il bonus viene erogato dal datore di lavoro, devono fare un'autodichiarazione che non percepiscono altri redditi, tipo pensione, redditi di cittadinanza e quant'altro. Poi ci sono i pensionati. Pensionati il mese di luglio riceveranno i 200 euro sulla pensione di luglio direttamente dall'INPS, che poi lo stesso INPS verificherà con l'Agenzia delle Entrate se questo soggetto aveva diritto o non aveva diritto. Poi passiamo alle categorie che devono fare richiesta. Le categorie che devono fare richiesta dei bonus sono, allora, i COCOCO, cioè i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali, i lavoratori iscritti a un fondo pensione, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori autonomi privi di partita IVA e poi ci sono gli incaricati alle vendite a domicilio. Quindi i collaboratori coordinati e continuativi, come nel caso del collaboratrice domestica, deve rivolgersi a un patronato, se non riesce ad accedere online al sito dell'INPS, caricare la richiesta del bonus, portarlo a un patronato, il quale inoltrerà poi a sua volta la richiesta all'INPS e poi riceverà. Questo perché? Perché naturalmente di solito questi 200 euro vengono versati, vengono accreditati su un conto corrente, per cui c'è la necessità di avere un IBAN. I pensionati l'IBAN ce l'hanno già e anche i lavoratori dipendenti. L'ultimo caso, che è quello un po' più spinoso ed è stato spiegato anche la settimana scorsa, mi sembra, è quello dei lavoratori autonomi e professionisti. Ecco, lì lo Stato, diciamo, ha creato un fondo che è pari a circa 500 milioni per assistere un po' a queste domande. Il problema qual è? È stato fatto il decreto aiuti, qui manca il decreto attuativo, cioè diciamo il decreto che detta le norme per poter accedere. Doveva essere entro il 7 di giugno, ancora attualmente, io ho verificato anche stasera, non c'è ancora il decreto attuativo, quindi questa categoria di lavoratori autonomi e di professionisti purtroppo dovranno aspettare, perché fin quando non ci sarà questo strumento non potranno percepire il reddito di cittadinanza. Bene, un minuto dalla fine, facciamo chiudere a Fabrizio. Sì? Scusate un momentino. Allora. E comunque Silvano, quando ritorni hai tutte le tabelline per dare le indicazioni. Se si accede al sito www.inas.it c'è la possibilità di scaricare il modulo, ecco, o altrimenti si potrebbe chiamare per esempio per Udine il numero 0432 24 64 81 e anche prendere una preiscrizione, diciamo, per l'accesso. Ecco. Dobbiamo chiudere, dare la linea al telegiornale, quindi Fabrizio, 20 secondi, non riusciamo a dire nulla. Ringraziamo Fabrizio Bernardis dell'FNP CISL di Udine, spero di averti presto qui in studio. Ringraziamo Silvano Dentesano, sempre dell'FNP CISL di Udine. Grazie per averci seguito, ci vediamo mercoledì prossimo puntuali alle 18:15, arrivederci. Arrivederci.
in collaborazione con FNP CISL Udine.